sogno vissuto così. Ti stai innamorato? Perché ne potremmo parlare? Ti sapere che tu succederà una casa mano. No, a te ti finisce buono. No, elegantissima. Auguri, soltanto sì. Scusami. Volevo dire, noi stiamo replicando all'Agricantus fino a domenica, grazie a Dio c'è il sold out. Però stiamo andando avanti il 26, 27 e 28, in questi 3 giorni, diciamo, infrafestivi. Se volete fare qualche ruttino, lo venite a fare all'Agricantus, vi aspetto. Grazie Ernesto Sesto e Spasso. Ciao a tutti, ciao. Lo abbiamo ammirato tanto in Veramente. TV quest'anno, adesso rivederlo dal vivo è sempre una grandissima emozione. Sei cambiata? Sì, hai notato? Devo dire sei molto elegante, complimenti. Grazie. Chi ti veste? Paola Filippone. Paola, ne approfitto anche per ringraziarla, visto che si tratta di un'altra eccellenza del Made in Sicily e noi qui parliamo di sicilianità doc. Anche quando i siciliani vanno via dalla nostra terra, fanno dei giri immensi, come diceva una canzone, ma poi ritornano. E allora dobbiamo parlare ora di un altro grandissimo artista. Sì, è sicuramente un artista siciliano apprezzato in tutta Italia per le sue performance che ha fatto in giro, in tour, programmi televisivi, è stato protagonista. Ne citiamo uno? Anche il Festival di Sanremo, giusto per dirne uno. Il Festival di Sanremo, lo abbiamo visto protagonista Zeli, che insomma è un grande musicista, un grande interprete, e questa sera per lui è una serata molto particolare. Invitiamo prima chi gli consegnerà il premio sul palco. Io penso proprio di sì. Allora chiediamo all'assessore all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla di raggiungerci qui sul palco, perché è un altro di quei momenti solenni, quello che ci apprestiamo a vivere, la consegna. Ecco qua. I beni culturali hanno quello sprint in più, invece l'università insomma è più lenta, però arriva sempre. Allora, Eliana. Invitiamo sul palco per ricevere il premio Io compro siciliano, siciliani nel mondo, Roy Paci. Benvenuto Roy. Allora, prima che arrivi il premio, caro Assessore Lagalla, stasera grande momento di sicilianità anche con la presenza di Roy. Grande momento di sicilianità e devo dire una serata che costituisce in qualche modo una vetrina, ma anche un grande ritorno, il ritorno di un Natale insieme, il ritorno in presenza, il ritorno a riflettere sulle cose che ci appartengono e ci riguardano, e nulla ci appartiene e ci riguarda più di casa nostra come la Sicilia. E devo dire, io ho avuto il piacere di avere contatti con Io compro siciliano fin dai primi momenti della loro proposta, e è servita anche per ingenerare una nuova forma di formazione professionale, non più una formazione professionale disgiunta dal mondo della produzione, dalle esigenze e dai fabbisogni delle aziende, quanto più vicina alle aziende. Abbiamo lavorato insieme, abbiamo lavorato molto e devo dire che alcuni risultati sono stati ottenuti e noi ne siamo particolarmente contenti. Lo diceva proprio poco fa chi ci ha preceduto: la Sicilia non può più vivere né di assistenzialismo né di aiuti, né invocare ingiustizie storiche che forse ci sono state ma che non possono costituire ormai un alibi. E allora è bene scommettersi, è bene metterci la faccia, è bene lavorare e farlo insieme come stiamo facendo stasera. Grazie. Eliana. Ancora benvenuto Roy Paci, fra poco avremo modo di sentirti, di ascoltarti. 30 anni in giro per il mondo, ormai dobbiamo dire anche tornato in Sicilia, ma diventato palermitano, e oggi stai per ricevere questo premio Siciliani nel mondo. Quando te l'hanno proposto, quando ti è arrivata questa notizia, qual è stata la prima sensazione che hai avuto? Io sono rimasto molto spiazzato, anche perché non me l'aspettavo. Sono da poco qui e sto cercando di entrare nelle viscere, per così dire, di una Palermo che ogni volta, ogni giorno mi dà sempre delle grandissime sensazioni di grande stupore in ogni aspetto. Quindi sto entrando con i piedi, in punta di piedi, però effettivamente mi rendo conto che veramente ogni istante della mia vita vissuta in
città che ormai mi sento quasi palermitano dopo 4 anni, è un istante prezioso, quindi questo premio ancora di più aggiunge quella che è la mia la conferma, diciamo, di tutto quello che accade attorno a me. È un simbolo, non è tanto l'oggetto di per sé, ma è un simbolo che mi permette ancora una volta di pensare che qui si fanno cose, quindi il premio io vorrei dedicarlo a chi mi accoglie, a chi mi abbraccia ogni giorno. Allora io direi di far entrare intanto il premio con la motivazione che Eliana leggerà all'assessore Lagalla, che consegnerà il premio, e la motivazione, Eliana, sarai tu a leggerla. Io volevo una cosa però, visto che qua tanti palermitani in sala, credo, giusto? Non solo, c'è molti siciliani. Ma anche volevo che i palermitani mi facessero sentire con un applauso, se lo accogliamo come cittadino palermitano, Roy. Penso che questa sia una certificazione ufficiale che sei anche palermitano, anche palermitano. Momento dell'apertura della busta. Questa è la motivazione del premio Io compro siciliano, siciliani nel mondo, a Roy Paci. Il suono della sua tromba parla da solo. Le sue intense performance fondono insieme sonorità mediterranee con contaminazioni contemporanee. Un grande artista, orgoglio siciliano, capace di conquistare ogni tipo di pubblico in Italia e all'estero, ammaliato dalla sua musica e dalle sue capacità interpretative. Roy Paci. A Roy Paci il premio Io compro siciliano, siciliani nel mondo. Assolutamente, grazie Assessore, grazie mille Assessore Lagalla. Il premio, se vuoi, lo teniamo noi o lo diamo al tuo staff? Con una mano tieni il premio, con l'altro no, è impossibile. Non finisce qui, Roy, perché la serata tra poco, stiamo poi verso la fine, ci sarà un'altra sorpresa, ma adesso a parlare la musica. Signori e signori, ecco a voi Roy Paci! Grazie, molto gentili. Io farei un applauso al maestro Zarcone che ci protegge. Notte, il cielo si abbassa, quante stelle ci guardano. Ombra, mi raggiungi in silenzio, tu non mi lasci mai. Credo all'anima, prendo luce dai sogni, alzo fiamme invisibili. Sento, seguo un suono nell'aria, dove mi porterà. Yeah. Cambierò, non ha senso più aspettare. Cambierò, questa vita mia. Cambierò, spendo il tempo che mi resta, vado a vivere, prendo quello che c'è. Pioggia, un ubriaco che grida, punta il dito alle nuvole. Sopra il treno che sbanda correndo, ogni giorno si va. Cambierò, non importa se ho sbagliato. Cambierò, questa vita mia. Cambierò, perché il mondo può far male
è saputa via, non ha cura di sé. Cambierò, lascio il tempo che ho perduto, cambierò per volare via, cambierò. Scendi luna in mezzo al mare, mi fai compagnia. Ti ricordi di me? Sbagliato, bambino, fiume torbido, passaggio, destino, ponte bilico. Apro i cancelli, non mi sento più in pericolo. Tu ridi forte, sciogli il sangue, fai il miracolo. È un'onda che sbatte, non si arrende mai, e sabbia e niente resta tra le mani. Cambierò, non ha senso più aspettare, cambierò questa vita mia, cambierò per tutto il tempo che mi resta. Voglio vivere, voglio farlo per me, cambierò. Grazie mille. Io sono davvero, ve lo voglio dire, siete tantissimi, è quasi emozionante sto palco, più del palco dell'Ariston di Sanremo questa sera. L'unica differenza è che questo è un teatro molto più bello di quello, quindi vabbè, diciamolo chiaro e tondo. La cosa che vi voglio dire è che in effetti i musicisti quando salgono su un palcoscenico, soprattutto senza la propria band, è sempre un po' un terno al lotto. Questo lo dovete un po' comprendere, perché ognuno di noi ha una band, la mia me la porto dietro da 25 anni, ma stasera a me la band, con tutto il rispetto dei miei fratellini musicisti, non mi manca così tanto, perché questa orchestra che ho alle spalle si merita gli applausi doppi, triplicati, quadruplicati, perché sono dei grandissimi professionisti. E se lo meritano. E questo è stato tutto merito del maestro Zarcone, che conosco e che è stato anche l'artefice di questa cosa. Quindi quando c'è la musica a parlare, facciamo parlare la musica. Io prima sentivo quel mostro sacro vivente, quella leggenda che ogni tanto così anche in controprestata, ma io so che è un maestro. Enrico è stato qui e volevo ridere, ma certe parole erano così contratte che minchia, ma ciò non ci riuscivo proprio a capirla. Era difficilissimo, lo so che per voi viene tutto più semplice, ma quelli della East Coast è un po' più cassariusa la cosa. Voi vi chiederete cosa significa cassariusa? Me ne dovete chiedere tante di cose, perché adesso io canto siciliano ma nella mia maniera, no? E per farmi aiutare per cantare siciliano in una certa maniera ho dovuto prendere quella della West Coast per controbilanciare tutto questo. E grazie ai suggerimenti del maestro Zarcone ho preso una delle migliori. Ladies and gentlemen, Pamela Barone. I went back to Napoli because of Mr. Signorini. The night the dancing had a silent song. But when a minute, something's wrong. Sei a chi presente. Watch out. Canto siciliano e canto palermitano e canto siracusano, canno licchi, carrico,
botte, piscisto che baccalà. Io canto a Messinesi, io canto a Gadanesi, io canto a Ostanesi, Cassatelli, fatto alla pesce, sto che Pomaroro. Mi piglio birre, botte e poi mi faccio sempre Messina, Reggio Messina, di tornare sempre una moderna e di cantare allora. Io canto siciliano, io canto palermitano, io canto siracusano. Senti sta ciumita come spacca piano piano. Samuel, applauso por favor, señorita e signor. Ándale por fuego. Mi piglio birre e botte e poi mi faccio sempre Messina, Reggio Messina, e tornare sempre una moderna di cantare allora. Io canto siciliano, io canto palermitano, io canto siracusano. Senti sti ciumini, sti ciumune, sassofone. A tarantela, hey, 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 hey. E perciò mi piglio birre e botte e poi Mi faccio sempre Messina, Reggio Messina, di tornare sempre una moderna di cantare allora. Io canto siciliano, e canto palermitano, e canto siracusano. Canto siciliano, siciliano, siciliano. Pamela Barone. Che meraviglia! Roy Paci! E questa bellissima che onore. orchestra. È un onore per me. Grazie a tutti, grazie! Che regali che ci offre questa città. Regali bellissimi. Questo è un brano che ho scritto per l'ultimo album, che vale la pena, che è un album ovviamente un po', diciamo, datato, perché era antecedente a quello che insomma un po' tutti abbiamo vissuto. L'ultimo album era quello, e questo brano io l'ho scritto proprio perché è stato il pezzo dove il pezzo proprio prima di mettere di nuovo piede in Sicilia e dirmi forse è arrivato il momento di ritornare nella propria terra. Quindi quando ho pensato questa cosa ho dato proprio un titolo a questa composizione, che è Beautiful Like the Sunshine, bella come una meravigliosa, come la Sicilia. Quindi farei un applauso alla Sicilia così per introdurre questa orchestra e questa canzone. Grazie. Penso e mi rifletto quando piove sulla spiaggia dei ricordi, sento ancora quel motivo, senza le parole viaggio attraverso l'avvenire, la tristezza dei momenti che io vivo adesso è solo un fragile confine. Beautiful like the sunshine, beautiful like the sunshine,
beautiful like the sunshine. Beautiful like sunshine. Anche quando un briciolo di sole può scaldare i tuoi pensieri e riscoprire quella voglia di ricominciare. Guarda oltre il sole ed oltre il mare, in quel punto dove finalmente trovi la tua vita da riconquistare. La luce nei tuoi nuovi occhi, difenderò il tuo sorriso tra le stelle, rivenderò. In ogni angolo del mondo sta crescendo sunshine, la bellezza rinasce vivendo ancora insieme. Oh, beautiful like the sunshine. 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 Whoa, beautiful like the sunshine. Whoa, beautiful like the sunshine. Whoa, beautiful like the sunshine. Ecco, non prevedo alcun finale, ma se adesso tu sorridi, so di certo che beautiful like the sunshine. Beautiful like the sunshine. Oh, 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 beautiful like the sunshine. Beautiful like the Sicily. Facciamo un altro? Ok. Giusto. E non possiamo che chiudere con un pezzo inedito, cioè che facciamo per la prima volta insieme noi. Vabbè, ve lo cantiamo e basta così. Sicilia bella, ma manca sicuri l'Italia. Sicilia bella, ma manca sicuri l'Italia. Occhi di mire c'hanno sempre a mangiare, qua la tua terra volo sanno sucare. E a disciacalle case fanno ragioni, che sopra i templi fanno case e casoni. Sicilia bella, come un fuoco, come una maretta. Sicilia bella, preda di fuoco e di saletta. Io non so che pensare in caso fra lo si tu sarà una grande ombra che lo varo scurera, che tutti i vicini schine da panzellare l'occhi ora. Aspettano solo che qualcuno è chiuso ora. E onde ciamo Sicilia bella, era di fuoco e di soletta. Sicilia bella, ne oggi cantiamo con tanti storietta. Proverbi, frasi con termini minacchi, e hanno parole come tante tenacchi. Capi che c'è di ora li potessi capire, forse sto schifo si potessi finire. Sicilia bella, mamma che sai ad uscire. Sicilia bella, Altra questo finale
domani faccio un voto di coraggio a Moncenti, da Saracusa fino a casa di Cicetta volano do Palazzolo, Solarino e Pachino, avevo un cuore di speranza, chino chino. Se Roy Paci! Grande Roy! Però scusa se ti passiamo davanti. per un attimo ho visto qualcuno che stava per alzarsi e prendersi tutto. No, ora non si vede più nulla con la nebbia, però noi abbiamo visto delle cose straordinarie pochissimi giorni fa. Non c'era la nebbia, sì. ma c'è stata la pioggia, la grandine e tutto il piovuto, resto. di tutto e di più, c'erano tanti Meteoriti, artisti. di tutto è caduto in È caduto di tutto, stiamo parlando ovviamente di Pre-Derby del Cuore a Renzo Barbera. E Zika. so che in platea c'è perché l'avevo visto prima. Eh sì, lo c'è chiamiamo Ismaele Lavardera. Ismaele Lavardera, l'ideatore. Ah no, sei qua. Vabbè, eri là, è vero che con La Iena, eccola qua, un applauso. Ciao Isma. Benvenuto. Voi avete avuto un'idea straordinaria, avete preso quello che è il momento di massima rivalità all'interno della Sicilia, oltre diciamo alla sfida arancino c'è il derby, quello tra Palermo e Catania, e avete trasformato questo momento, che è stato un momento di sfottò, a volte simpatici, tante altre volte sappiamo che hanno portato fino alla tragedia, l'avete trasformato in un momento di massima solidarietà, quando c'era una parte della Sicilia che aveva bisogno, un'altra parte ha risposto. Come vi è venuta questa idea? Sì, diciamo che tanto grazie di questo splendido spettacolo Davide Morici, io compro siciliano, perché insomma abbiamo visto le eccellenze siciliane e fa sempre piacere poterci stare qui in Sicilia, non è un dettaglio. Molti ragazzi, Eliana, purtroppo sono costretti a lasciarla la Sicilia e questa è una cosa che fa male al cuore. Insomma, noi abbiamo la fortuna di poter viverci e l'auspicio è che possano tornare. L'orgoglio della nostra Sicilia come Roy, che è tornato a vivere, quindi questo è quello che mi auguro. Beh, questo derby del cuore nasce da una chiamata di Roy che mi dice, insomma, ho visto il tuo servizio alle Iene, avevo portato i calciatori del Palermo a Catania a spalare il fango, subito dopo la tragedia, insomma, che aveva colpito la città di Catania. Ho pensato di mettere insieme questa opportunità di portare i calciatori del Palermo a Catania, che rappresentano un po' una innovazione assoluta. Ricordiamo che fino a 10 anni fa purtroppo il derby significava ancora Tafferugli, significava un morto, un servitore dello Stato come l'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, e quindi ancora c'era e c'è questa rivalità tra le due città. Allora vedere i calciatori del Palermo andare in giro per la via Etnea con l'effigie del Palermo Calcio è stato qualcosa di emozionante. Roy mi ha chiamato e diceva: perché non continuiamo in quest'onda e creiamo questo grande derby del cuore? Abbiamo veramente messo su un cast d'eccezione che faceva veramente invidia a Sanremo, da Ficarra e Picone, Roberto Lipari, Neck e Malika Ianne, tutti venuti a titolo gratuito con un solo obiettivo: raccogliere dei fondi da destinare a Catania. E devo dire che li abbiamo portati proprio domenica allo Stadio Massimino, li abbiamo consegnati al sindaco di Catania. Ricevere l'ovazione dello Stadio Massimino fatta a un palermitano è stata qualcosa di abbastanza clamoroso. Consegnato il giorno del derby, quello vero, quindi dove la tensione sportiva c'era. È di Augusta e quindi ancora è tollerato. Io che sono palermitano è stato un po' una cosa strana, una cosa bella, però siamo passato notti insonne, è stato difficilissimo. In 3 settimane Roy però abbiamo messo su questo evento che ha fatto veramente parlare bene della Sicilia e dei siciliani. Lo rifareste? La settimana questa no, magari farei passare un paio di mesi ancora, però in effetti abbiamo voglia di ripetere questo appuntamento, perché contro ogni aspettativa e soprattutto contro ogni anche avversità stupida, no? Puerile, per quanto ci riguarda abbiamo visto sempre le avversità in maniera molto anche esagerata tra le due città. Noi vogliamo ripeterlo proprio per ancora di più sentire riecheggiare le voci di quei bambini che sono venuti al pre-derby del cuore, che poi sono stati portati anche una rappresentanza grazie a Mirri, se non erro, e insomma tutte
le società sportive, una rappresentanza al Cibali di Catania, quei bambini del pre-derby che cantavano tutti in coro mentre si giocavano gli attori e le vecchie glorie, Forza Sicilia. Cioè, quella è una cosa che, ragazzi, che chi non l'ha vissuta vi assicuro che fa venire veramente i brividi e le lacrime agli occhi. E Forza Sicilia può e deve essere anche il nostro motto in un evento come quello di Io Compro Siciliano. A proposito di motti che funzionano, avete mai sentito dire Gogol? Lo chiedo anche qui in sala. Quanti di voi conoscono i Gogol? Qualcuno c'è, ma non tantissimi. Quando uno dice go, go, quindi vai e spingi, vuoi spronare qualcuno a far meglio, ad andare avanti e a raggiungere un obiettivo. Un po' è questo quello che sta dietro il Gogol. È un riconoscimento che è stato inventato, ideato qualche tempo fa da Mauro Todaro e che, pensate, in questo momento ha raggiunto 2000 più di 2000 persone. Anche Papa Francesco ha ricevuto un Gogol. Personalità illustri che portano il sorriso, sono gli ambasciatori del sorriso e a loro volta saranno loro a cercare altri ambasciatori del sorriso. Diventa un ruolo molto importante, quindi avere il Gogol è una grande responsabilità ed è per questo che stasera i due fautori del pre-derby del cuore se lo meritano tutti. Quindi a Roy Paci e Ismaele Lavardera il Gogol entrano naturalmente consegnando da Davide Morici, che è ambasciatore. Perché i Gogol devono essere consegnati da un ambasciatore a un altro ambasciatore. Qui vediamo anche i numeri che sono riportati su ogni Gogol. Numero 2906, quindi Roy sei il 2907esimo ambasciatore del sorriso che viene insignito di questo riconoscimento. Sì, noi siamo ambasciatori in quanto l'abbiamo ricevuto e poi il Gogol è realmente contagioso, dobbiamo contagiarci di sorrisi e quindi con le vostre azioni voi avete ricevuto questo premio. E una cosa bella che voglio dire è che Mauro Todaro, che poi è un siciliano, non ama mai stare sul palco, lui non viene, viene sempre a guardare, che oggi è in sala, ma non ama mai salire sul palco perché dobbiamo essere noi a trasferire questo sorriso. Quindi da oggi voi siete ambasciatori, potrete darlo a chi come voi porta avanti il sorriso, operazioni di bene, sociale, tutto quello che avete creato col derby del cuore. Ci sono poi questi due mini Gogol che sono proprio fatti ad hoc, edizione speciale per la partita del cuore, e poi ci sono due motivazioni che invito Vincenzo e Eliana a leggerli. Ragazzi, prendete i Gogol così noi vi possiamo leggere le a me è capitato, Ismaele, vuoi Roy? Vuoi fare a cambio? Va bene, no, va bene. Okay. Vado con attestato di merito ambasciatore del sorriso a Roy Paci per l'impegno costante in favore dei diritti umani e per aver diffuso con la sua personalità artistica e le sue qualità umane una diversa visione della sicilianità, lontana dagli stereotipi e basata sulla cultura musicale. La musica e soprattutto le sue interpretazioni dense e suggestive scavano nel mondo delle emozioni e dei sentimenti e sono al contempo una carezza terapeutica e un'arma potente contro tutti quei fenomeni violenti che tolgono il sorriso. A te il Gogol, bravo. Grazie. Bravo. Mi avete riempito di premi stasera. Te l'ho detto se avevi portato una valigia. Sa che per un anno sono a posto. Grazie, veramente di cuore. Grazie. Fate questo applauso per Roy Paci, ambasciatore del sorriso da questa sera. Ambasciatore del sorriso Ismaele Lavardera, per avere contribuito ad un'azione di unione per la Sicilia attraverso lo sport, per la passione per le verità e per la capacità dimostrata nel saper scavare nella cronaca e offrire spunti di riflessioni su temi importanti, per mettere la sua ironia e curiosità al servizio dei cittadini, scegliendo un giornalismo che richiede passione e acume. Con le sue inchieste puntuali e professionali restituisce il sorriso a chi ha subito un torto, denunciando ingiustizie, illegalità e corruzione. Questo Bravo Ismaele Lavardera. Bravo, le inchieste molto forti, Ismaele. Beh, grazie Davide, grazie Roy, diciamo che ho trovato un grande compagno di avventura. Voglio ringraziare in modo particolare Francesca Impastato che è stata con noi, ci ha dato una grandissima mano per fare un grande evento così, ci vuole grande passione. E ovviamente Davide, io purtroppo sono un po' iena e quindi devo fare la iena. Dispiace vedere che la politica ci ha completamente abbandonato a questo evento. Lo faccio perché è giusto farlo. Dispiace vedere che quando la Sicilia si fa sentire
e i siciliani, quelli insomma cercano di fare il bene, a volte veniamo lasciati da soli, però la risposta è sempre fare e non smettere mai di fare. A proposito di questo abbiamo pensato con Roy Paci, ho chiamato stamattina il sindaco di Catania Salvo Pogliese. Una roba che diciamo qui. Esatto, la prima volta lo diciamo qui. Questa è un'anteprima che per la scopriamo prima questa sera volta. insieme. Assoluta. Dopo aver dato insomma l'assegno nelle mani del sindaco di Catania abbiamo raccolto questa cifra, però vedevamo le notizie che arrivavano da Ravanusa, ci siamo un po' sconvolti nel vedere la raccolta fondi un po' strana, come se dobbiamo essere noi a raccogliere dei fondi per ricostruire una città, eppure è così, lo facciamo, è strano, è surreale questo. E quindi abbiamo pensato di dare una parte di quel raccolto, di quello che abbiamo fatto alla partita, anziché dare a Catania, lo daremo a Catania perché è giusto così, ma anche ai fratelli di Ravanusa che stanno affrontando un momento difficile, e quindi lo daremo anche a loro. È doveroso, è doveroso. Questo conferma la vostra grandissima umanità. Ci sono tante cause che purtroppo di giorno in giorno emergono, vengono fuori. Come dicevi, non dovrebbero essere i comuni cittadini a prendersene cura, ma facciamolo, facciamoci sentire, facciamo quello che possiamo, perché il mondo cambia attraverso ogni piccolo gesto che noi compiamo, ed è quello che proviamo a fare, quello che provo a fare io con Pro Siciliano Spingendo la Sicilia, quello che provano a fare gli ambasciatori del sorriso, ed ecco che siete i due testimonial perfetti, i due ambasciatori del sorriso perfetti per portare in giro il Gogol. Grazie mille a Ismaele e Roy Paci. Roy torni tra pochissimo, va bene? Ok, grazie Ismaele. Tempo di mettere in cassaforte i Gogol. Allora Eliana, momento, perché tutta questa gente qua ha pagato un biglietto e adesso ci sarà questa consegna molto importante, perché parte del ricavato appunto andrà all'AIL, quindi possiamo proseguire facendo entrare insieme a Davide Morici e Ezio Di Liberto il famoso assegno, con l'applauso perché i soldi li avete messi voi. È bello perché normalmente i cuori sugli assegni vieni non qua. ci stanno firme, anche firme pesanti, invece questo qua. è un assegno che è stato Ovviamente fatto con i tutto il cuore. I cuori sono soldi, sono soldi ovviamente per anche una questione di discrezione. Abbiamo messo i cuori, firmato da Davide Morici, Giuseppe Giorgianni, Ezio Di Liberto. Allora, questo è simbolico, però poi ci sarà Sì. l'assegno, quello vero, che verrà consegnato. Ma a chi lo consegniamo questo assegno? Intanto dobbiamo Invitiamo chiamare, sul palco. dobbiamo chiamare il dottor Albano in rappresentanza dell'Ordine dei Medici. Dottore Davide Albano, consigliere dell'Ordine dei Medici Ok. di Palermo, ricordiamo Un applauso. Ordine dei Medici che ha patrocinato, io mi permetto di andare da questa parte, l'Ordine dei Medici ha scelto di patrocinare questo evento e quindi ovviamente ringraziamo, è una collaborazione molto importante anche questa. Sì, grazie a tutti di essere qui, di contribuire alla ricerca in ambito oncoematologico. Ci tenevo a ringraziare a nome del Presidente Toti Amato, che non è qui, di tutto il Consiglio, l'AIL Palermo e il Presidente Pino Toro, che è qui. Lo chiamiamo. E lo invitiamo sul palco, il Presidente. Presidente Toro. Che col suo lavoro ha contribuito in questi anni Sta arrivando. alla crescita dell'oncoematologia palermitana, soprattutto in questo periodo di Covid in cui la paura degli ospedali ha portato i pazienti a desistere da farsi assistere negli ospedali, a intraprendere le terapie. L'AIL è stata protagonista ancor più in questo momento di difficoltà, implementando le cure domiciliari, implementando un servizio di assistenza telefonica continua con i pazienti e le famiglie, favorendo la distribuzione di DPI e di presidi ai pazienti e ai familiari. Quindi, Eccolo qua. ancor più in questo momento di difficoltà, Un l'AIL è applauso. stata protagonista. L'AIL. Ci tenevo a ringraziare Prego. a nome di tutto l'Ordine dei Medici l'AIL Palermo per il lavoro che ha fatto, e grazie a tutti di essere qui per dare il vostro contributo. Grazie. Grazie dottore, io ritorno da quella parte. Presidente, benvenuto. E allora, possiamo... Scambiamo due parole col Presidente, Presidente Toro. L'AIL si conferma una realtà che da tantissimi anni ha grandissimo prestigio, porta avanti un lavoro fondamentale, ed ecco che noi siamo onorati di poter contribuire a tutto quello che fate. Ma certamente io vi ringrazio di questo invito, di aver scelto AIL in una manifestazione così importante e così significativa.
la Sicilia è stata sempre vicino AIL, e grazie ai siciliani l'ematologia siciliana ha fatto passi da gigante. Pensate che il centro trapianti dell'ospedale Cervello, che all'epoca fu uno dei primi del Meridione, fu fatto grazie ad una partita del cuore, avendo raccolto 500 milioni, quindi con la partecipazione dei cittadini. E quella testimonianza non è rimasta isolata, perché successivamente tante innovazioni, tanti fatti innovativi nella terapia, nella logistica, nella diagnostica, eccetera, sono stati resi possibili grazie alla generosità dei siciliani. Io però volevo dire un'altra cosa, volevo intanto ringraziare sia Davide Morici che Ezio, che conosco da poco, non solo per questo invito, ma anche per un'altra cosa. Noi ci eravamo conosciuti da pochissimo tempo e io 15 giorni fa li ho trovati nel corso di Bagheria, in Corso Umberto, lui, la nostra bravissima cantante, poi c'era anche un giovane assessore, alcuni ragazzi, pioveva a vendere stelle per l'AIL. E questo è una cosa molto importante che vi fa diventare ufficialmente dei volontari dell'AIL e non solo dei benefattori. Essere volontari è una cosa diversa, è metterci il proprio tempo, metterci la passione. Io sono molto contento che in poco tempo sono riuscito a trasmettervi i valori e la missione dell'AIL. Viva l'AIL. Rubo qualche altro minuto per dire una cosa, che non avevo bisogno di... È molto preparato. C'è un altro ringraziamento speciale da fare. Ecco, giustamente Ezio mi suggerisce una cosa, ma ecco, qui stiamo affrontando un argomento di estrema importanza. Mi pare che in questi anni un ruolo fondamentale nella nostra società l'hanno svolto i medici che non hanno mai abbandonato le loro posizioni, sia chi si è occupato specificatamente del Covid, ma anche tutte le altre. Noi abbiamo avuto anche un problema opposto, abbiamo avuto cittadini che hanno avuto difficoltà a raggiungere gli ospedali, gente che ha rinunciato alle terapie per paura del Covid, ma i medici sono stati là e i volontari dell'AIL hanno fatto di tutto per andare a casa dei pazienti fragili, di quelli che avrebbero rinunciato alle terapie, per prenderli e portarli in ospedale. Molti medici della nostra divisione stasera sono presenti qua e io in particolare vorrei che si alzasse in piedi la dottoressa, dov'è? La dottoressa Patti, che è la nostra primaria dell'ospedale Cervello, che è stata in prima linea in tutti questi anni. Ed essere in prima linea in queste condizioni è un atto non solo di generosità, ma direi anche di coraggio, assieme anche a tutti gli altri medici presenti. Arriva Grazie, il ringraziamento, Patti. grazie veramente di cuore. Consegniamo ufficialmente l'assegno. Utilissimo, perché abbiamo bisogno di ricercatori, abbiamo bisogno di sostenere la ricerca, ma anche di aiutare i malati. Ecco, su questo io non vi dico niente, perché avete ricevuto all'ingresso un deadline dove sono descritte tutte le iniziative a sostegno dei malati. Ecco, e poi vi invito, uscendo, a prendere visione dei nostri panettoni Fiasconaro, delle nostre stelle. Si può fare ancora tanto per aiutare l'AIL. Abbiamo fatto qualcosa stasera, ma si può fare ancora tanto. Grazie Presidente, grazie l'AIL, grazie all'Ordine dei Medici, grazie. Grazie Presidente, mille. grazie. Vieni Davide, ringraziamolo te, grazie Presidente. E allora Davide. Noi ci avviamo alla chiusura di questa grande dei serata. saluti, dei ringraziamenti. Sì, i ringraziamenti
veloci. Intanto nei ringraziamenti ci tengo a chiamare al maestro Zarcone. Intanto grande musicista, ma non è solo un grande musicista, ma è colui che ci ha, lui, Ezio, io ci siamo riuniti e quando si fa bella squadra escono grandi cose e quindi ci tengo ad averlo qua. E sarà l'inizio di tante belle cose. Io infatti dico sempre, la prima è buona, ma l'ho detto già prima di iniziare, lo dico ancora più, è un battesimo, quindi voglio ringraziare chi ha creduto e chi ha supportato, quindi l'assessorato ai beni culturali, l'assessorato al turismo, l'ARS, l'Ordine dei Medici di Palermo che hanno supportato e hanno creduto in questo evento e credono continuamente in queste operazioni, quindi speriamo sempre di averli a fianco e quindi ringrazio tutta la band, ringrazio il service, facciamo un applauso a tutte le maestranze dello spettacolo. Le maestranze dello spettacolo, a chi ha collaborato in sala, a tutto il personale del teatro che ci ospita e un ringraziamento noi facciamo tutti a questi due bravissimi presentatori che sono una coppia. Vincenzo Canzone. Vincenzo Canzone e la stupenda Eliana Chiavetta. Devo dire che in questo progetto ognuno ci mette la faccia, ma solo così si va avanti. In quello che facciamo ognuno ci mette la faccia e voi ce l'avete messa sempre. È la professionalità, ovviamente. Chiamiamo Roy Paci di nuovo sul palco. Roy, vieni qua perché dobbiamo far festa, Possiamo invitare sì, a prego, raggiungerci tutti gli artisti che hanno partecipato questa sera, chi è rimasto qua dietro le quinte, perché in questa serata in cui abbiamo nominato sono stati nominati 2 nuovi ambasciatori del sorriso, abbiamo raccolto fondi dell'AIL, abbiamo riso, ballato, cantato, è accaduto di tutto e si vuole festeggiare tutta questa gioia, tutta questa bellezza. Signori e signori, un pezzo che ci farà cantare, ci farà ballare. Ce la facciamo? Ce la facciamo? Al teatro al massimo di Palermo, sulle mani per Roy Paci con la Sicily Pop Orchestra, tutti quanti, toda gioia, toda bellezza, auguri insieme, toda gioia, toda bellezza, dove e dove, toda gioia, toda bellezza, dove e dove, bellezza che rida, bellezza che falta, bellezza che rampa perdida nel barrio latino del mundo, bellezza de oro, belleza de nada, belleza que toca el pasado olvidado que llega otra vez, belleza de agua, belleza de fuego, belleza que piense que no se cuesta, belleza maleza, belleza de luz, belleza de noche, belleza de todos los hijos que ahora sin nada comer la vostra voce, toda gioia, toda belleza, donde el hombre, toda gioia, toda belleza, oye, sigue, toda gioia, toda belleza, donde el hombre, toda gioia, toda belleza, otra, belleza perdida, belleza maldita, belleza galera, belleza menilla, belleza castiera, belleza de mar, belleza de paz, belleza que toca mi alma profunda, que llena mi vida. ¿Pa' dónde vas, malandro? Me voy para la batalla de este día cualquiera. Vamos a luchar. Me voy para la batalla de este día cruel. Vamos a luchar. Tú eres mi componente y que me falta siempre. Tú eres mi 220, Antonio Zarcone aquí presente. Toda gioia, toda belleza, donde el hombre, toda gioia, toda belleza, oye, infinita maleza. come dice, toda gioia, toda belleza, donde el hombre, toda gioia, toda belleza, ok, infinita maleza. vogliamo andare a presentare i musicisti uno per uno? Lo facciamo? Se lo meritano.
Vai, lo fai tu Antonio? Vai Antonio! Alle percussioni Egidio Di Bartolo. Martina Romeo, Monica Crivello e Laura Vassallo alle voci. Strepitosi alla sezione fiati, Samuele Davì, Michele Mazzola, Fabio Piro, Pietro Zarconi al basso, Federico Gucciardo alla batteria, Ciccio Leo alle tastiere, Marco Papale alla chitarra. Grandi musicisti e grandissimi amici. Grazie maestro Zarcone. Il maestro Antonio Zarcone! Toda gioia! Toda bellezza! Toda gioia! Toda bellezza! Donde Palermo! Infinita bellezza! Toda gioia! Toda bellezza! Donde e dove? Toda gioia! Toda bellezza! Donde Palermo! Infinita bellezza! Que tu toca, toca no tu estavas, guerra da África. Socorro vento, que tu toca, toca no tu estavas, guerra da África. Socorro vento, che tu non tocca, tocca in giusta, ma scena d'Africa. Sotto un vento, che tu non tocca in giusta, ma scena d'Africa. Toda gioia, toda bellezza. Vediamo se lo cantano loro. Solo il ritmo, vai! Solo ritmo e vogliamo sentire le loro voci, vai! toda bellezza, Pizzica, meglio del coro dell'Antoniano. Vai un po' di volume, vai! toda gioia, toda bellezza, Ancora un po' più su, l'ultimo giro insieme. Ci siete? toda gioia, toda bellezza, Donde Palermo? Infinita bellezza insieme. Toda gioia, toda bellezza. grazie. Roy Baci! Peppe E Milici. questi sono i nostri auguri di Natale dalla famiglia di Ogogo Toda Siciliano. gioia. Signori e case. Auguri a tutti!